Bene, infine due servizi. La novità: l'Arsenale lungo la Treviso Mare ospiterà il passaggio della Treviso Marathon e poi andiamo a Valdobbiadene, territorio importante non solo per il Prosecco, e ce lo dice ovviamente il risultato dell'ultima fiera di San Gregorio. Non solo meta per lo shopping, ma anzitutto punto di incontro e socialità, un vero progetto al servizio del territorio. Con questa filosofia l'Arsenale si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più celebri della provincia, la Treviso Marathon. Una collaborazione, quella siglata con il centro commerciale, che porterà i runners provenienti da tutto il mondo ad attraversare per la prima volta anche il territorio di Roncade. Il 31 di marzo infatti all'Arsenale passerà davanti all'ingresso dell'Arsenale la Treviso Marathon, quindi uno degli eventi sportivi assolutamente più importante del panorama trevigiano, a cui noi abbiamo deciso di legarci come gold sponsor e che darà la possibilità di vivere un'intera giornata di sport e di festa, perché oltre al passaggio della Treviso Marathon, che voglio anche puntualizzare segnerà il passaggio della mezza maratona davanti al centro commerciale dell'Arsenale, sarà una giornata comunque di eventi e di sport e di divertimento, perché sui nostri piazzali si alterneranno associazioni sportive con delle esibizioni, ci saranno una sfilata, una parata di autostoriche, ci sarà un volo aereo con mezzi storici e quindi le attrattive saranno parecchie, così come saranno tante anche le opportunità di ristoro sia all'interno del centro ma anche relativo alla maratona stessa. È un evento che ci ha dato anche la possibilità di istituire un nuovo premio che è all'interno della Treviso Marathon, che è quello della Coppa Arsenale. La Coppa Arsenale, che si aggiudicheranno i vincitori trevigiani, sia uomo che donna, che si classificheranno per primi all'interno della manifestazione. È un altro passo del centro commerciale Arsenale nell'integrazione con il suo territorio, nel supportare il suo territorio, che è un'attività su cui noi crediamo molto e che ci teniamo a sviluppare e portare avanti.